Il fumo e le fiamme che hanno avvolto la cucina, una gabbia mortale per Paolo Costantin. La tragedia è mattinata a Meiadino San Vitale, in questa abitazione di via Boscobassa. I vicini si accorgono del fumo nero che esce dagli infissi, scatta l'allarme, ma quando i vigili del fuoco entrano in casa, per il 54enne operaio non c'è più nulla da fare. Ecco il racconto di uno dei testimoni. Era scoppiata la porta, la finestra e il vetro, e ho visto che era tutto bruciato lì. E ho pensato subito che insomma era successo qualcosa. Niente, non si sa bene come, non si sa come è successo. Dicono che c'era un fornello acceso con le patatine, ma non si sa. Ha tentato di venire fuori e lì davanti alla porta è crollato, non ce l'ha fatta a venire fuori. All'arrivo dei carabinieri e dei vigili del fuoco all'interno dell'abitazione è stato scoperto il cadavere del 54enne originario di Montagnana. Giaceva nel corridoio appena dietro la porta d'ingresso, quasi in un disperato tentativo di raggiungere l'esterno. Inutili tentativi di rianimazione, i risultati dei primi accertamenti parlano di morte dovuta ad un'intossicazione per aver inalato i fumi sprigionati da un fornello acceso in cucina. I pompieri hanno lavorato a lungo per spegnere il rogo. Paolo Costantin era molto conosciuto in zona e tra i vicini di casa, che lo ricordano come una persona sempre molto disponibile. È una brava persona, insomma. Io ho avuto bisogno di fare qualche lavoretto, che lui era molto indignoso da fare. Aveva un ferro da stiro che non andava, portalo da me e dice che ti metto a posto.